Un capannone situato nell'area del Montello, ma in centro abitato, una semplice struttura industriale da fuori. Dentro erano stipati 360 kg di materiale pirotecnico, 120 di polvere da sparo. A scoprire tutto questo materiale la divisione della polizia amministrativa della questura di Treviso, congiuntamente ai poliziotti del commissariato di Conegliano e al nucleo artificieri della questura di Venezia. Le indagini sono partite dall'intercettazione da parte della polizia di Stato di ingenti quantità di materiale pirotecnico acquistato su internet da un 32enne, risultato poi essere il proprietario del capannone. L'acquisto attraverso un circuito di vendita illegale. La perquisizione in casa ha permesso agli agenti di arrivare al luogo dove il materiale era nascosto. Si tratta di articoli pericolosissimi, alcuni destinati a spettacoli pirotecnici e dunque acquistabili soltanto da professionisti in possesso di apposite abilitazioni, altri confezionati artigianalmente, privi di qualsiasi omologazione e detenuti in modo promiscuo. Insomma, un mix che avrebbe davvero potuto rivelarsi esplosivo. Il materiale è stato sequestrato e messo in sicurezza dagli artificieri della questura di Venezia. Il 32enne è stato denunciato per detenzione illegale di materiale esplodente.